Razzia di furti in abitazione, cresce la paura, ma cresce anche la rabbia tra i residenti che non si sentono più sicuri tra le mura domestiche. Siamo in Via Adige, a Campagnari di Tezze sul Brenta, dove giovedì sera si è scatenato l'inferno. Addirittura i malviventi hanno colpito nella stessa via in due distinte occasioni, prima attorno alle 19:30 e quindi verso le 23, tra lampeggianti accesi delle auto delle forze dell'ordine e residenti in strada. E c'è chi ha tentato anche di fermarli. Siamo andati fuori in strada, abbiamo visto due sagome di ladri vestiti in nero e tutto quanto. Dopo i ladri hanno urlato andate via, andate via. Sono stati i ladri che hanno urlato a voi di andare via? Sì, andare via. Dopo siamo entrati di qua per andarli a seguire. Uno è saltato fuori del giardino, della muretta laggiù in fondo e ci ha rincorsi. Aveva un bastone, non so se aveva un manganello, cosa aveva, ci ha raccorsi e noi siamo scappati perché non sai cosa hanno in mano. E dopo ci ha lanciato il bastone e dopo ha preso a sassate io e anche il mio amico. Quanta paura ha avuto lei? Robe da matti, non si può più vivere così. Abbiamo con la pila, abbiamo corso dietro, sono saltati nel terrazzo mio, sono andati giù nella mura, hanno scavalcato e... Sono degli acrobati. Il racconto delle vittime dei furti di Via Adige continua. La prima volta che sono entrati sono andati direttamente sul comodino di mia madre per prendere i gioielli. Dopo la seconda volta non sono entrati, erano solo nel nostro giardino. Secondo i residenti, i malviventi tenevano da tempo la zona sotto controllo. Ora i carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere della videosorveglianza, ma intanto... Lei diceva che mangia con sul tavolo che cosa? Sempre un coltello perché visto che se vuoi un po' di sicurezza a casa, meno dentro casa mia, dopo anni e anni di lavoro, sacrifici e vieni a casa, devi fare il guardiano della tua casa, non si può più signori, non è possibile andare avanti in questa maniera, siamo stanchi, non si può andare avanti così.